Terza parte di 7 in punto, ben ritrovati. Oggi è mercoledì 15 maggio. Trattiamo temi un po' diversi, insomma, nella prima parte avete visto un'associazione che si occupa di bambini con determinate patologie, adesso invece trattiamo temi economici e lo facciamo analizzando una realtà molto importante. Vedete sopra i nostri capi campeggia la scritta, il titolo Economia territoriale, perché è proprio di questo che vogliamo parlare questa mattina, lo facciamo con una autorevole figura, qual è il nostro secondo ospite di questa mattina insieme, parliamo con Giorgio Grosso, presidente di Veneto Sviluppo SPA. Buongiorno a lei, dottor Grosso. Buongiorno a lei. Grazie di essere con noi. Anzitutto ricordiamo che cos'è e di cosa si occupa Veneto Sviluppo, proprio anche nelle articolate specificità che caratterizzano la sua operatività. Certo. Allora, Veneto Sviluppo è la società controllata dalla Regione Veneto, con il 51% del capitale, che viene utilizzata dalla Regione per trasferire una parte delle risorse economiche regionali alle imprese. Sì. Cioè è uno specialista di aziende, quindi viene utilizzato con questa funzione del suo socio di controllo che è la Regione Veneto. Faccio presente che è una finanziaria regionale, in quanto tale opera in un ambito territoriale che è quello del Veneto. Faccio una precisazione: Veneto Sviluppo è posseduta per il 51% da Regione Veneto e per il rimanente 49% da soci bancari, i principali gruppi bancari nazionali. Anche il Consiglio di amministrazione poi riflette questa composizione. C'è una maggioranza di 7 persone che sono di nomina del socio Regione Veneto, istituzione Regione Veneto, e 6 di nomina dei gruppi bancari. Ecco, questo poi è particolarmente importante perché dà anche un senso privatistico a questa gestione dei fondi regionali. Ecco, detto questo, dicevo, Veneto Sviluppo è la finanziaria che si occupa, mediante la quale la Regione Veneto destina una parte importante delle proprie risorse all'economia del territorio, alle aziende. Cosa significa questo? Significa che Veneto Sviluppo ha oggi in gestione all'incirca 600-700 milioni di euro che utilizza in vario modo per consentire alle aziende di procedere, di avere, diciamo, un supporto per la loro attività. Come accedere, scusi, a questi finanziamenti? Benissimo. Allora, Veneto Sviluppo è una struttura molto ristretta, ha circa 30 dipendenti, quindi non ha sportelli per il pubblico. Tuttavia ha una serie di convenzioni con tutte le principali banche del territorio, direi anche non principali, con tutte le BCC, sono un centinaio più di convenzioni, nonché con i confidi, che sono i consorzi fidi delle varie associazioni di categoria che operano con le imprese. Quindi noi operiamo attraverso questi soggetti e quindi l'accesso ai fondi di Veneto Sviluppo avviene normalmente attraverso questi soggetti. Operiamo anche in via diretta, però solo per l'area partecipazioni, vale a dire per gli interventi nel capitale delle aziende, peraltro interventi che sono diventati particolarmente importanti negli ultimi tempi. Voi avete molte società partecipate importanti anche in un ambito territoriale, sì, come quello Veneto, ma anche non solo Veneto, no? Sì, allora noi abbiamo due tipi di partecipazioni. Un tipo è quello che deteniamo direttamente, che abbiamo, diciamo, acquisito mediante l'impegno delle nostre risorse economiche, del patrimonio di Veneto Sviluppo, e sono società che noi chiamiamo strategiche. Sì. Per dire, facciamo alcuni nomi, può essere uno di questi, può essere, so, Ascopiave, sì. Potrebbe essere anche Venezia Termini Passeggeri, che gestisce oggi le crociere con i temi che noi conosciamo, nel bene e nel male. Anche Finest, siamo presenti in Finest, che è una finanziaria che supporta le aziende che vogliono andare all'estero. Enrive, un'altra società che utilizziamo assieme a un socio finanziario di Padova, che si chiama Sinloc, una finanziaria importante, dove c'è la Cassa di risparmio del Veneto, la Fondazione Cassa di risparmio del Veneto presente nel capitale, e questo per il settore energetico, quindi non pannelli, non, diciamo, le cose tradizionali, ma proprio per supporto nell'area della produzione di energia o della economicizzazione del settore energia. E queste sono le partecipazioni strategiche.
abbiamo poi dei fondi che invece sono destinati ad assumere parte, cioè ad interventi nelle piccole imprese, soprattutto in imprese che vogliono partire con la loro attività. Sono dei fondi, sono anzi direi 3 fondi in questo momento, che abbiamo costituito in misura con mezzi nostri, in misura con mezzi regionali, in parte anche con mezzi che provengono dal mondo bancario, e che hanno questa destinazione di andare verso la piccola impresa che non otterrebbe interventi nel capitale da parte di soggetti magari che oggi invece lo fanno istituzionalmente, non possono quotarsi e così via. Peraltro il nostro intervento, noi non vogliamo, ecco, e questo è il punto, Venture Group non ha come, in questo caso, come scopo quello di diventare proprietaria di queste aziende, infatti assume sempre quote di minoranza, ma ha lo scopo di consentirne la partenza, lo sviluppo e poi esce. Si potrebbero fare alcune tipologie, anche per dire, sono aziende particolarissime, cioè nel senso che, faccio alcuni esempi, un nome, Geodrome. Geodrome è una società che mette assieme degli archivi dati, per dire, del catasto, faccio un esempio, con quelli di Google, che fa sul territorio, e per cui riesce, incrociando questi dati, a segnalare al catasto, all'ente pubblico che lo richieda, quelle che sono le anomalie tra diciamo, le foto fatte da Google, queste rilevazioni molto precise, e quelli che sono i dati catastali, quindi rilevare un dato, per esempio, non accatastato, un edificio non accatastato o accatastato in modo irregolare. Faccio un altro caso, abbiamo recentemente presentato Neuroimpulse, è una società che produce, che opera nel settore della terapia del dolore, e siamo intervenuti con il microchip che inserisce sotto pelle per evitare questi terribili stati di dolore che possono essere determinati da particolari problemi personali del corpo. Un'altra ancora, giusto per dire, Grow the Planet, è una società che si occupa di social network nel settore del giardinaggio. Abbiamo in questo caso costituita con Hatch Farm, che è una società del mondo Catron. Un altro caso ancora, il sigaro del Brenta. Lei dice, ma che mondi diversi. Il sigaro del Brenta vuol dire che, giusto per dare una conoscenza di cosa si tratta, il tabacco è stato portato in Europa dopo la scoperta dell'America, che è avvenuta nel 1492. Ora, si trovano le prime tracce di tabacco proprio nella zona del Brenta, diciamo, all'uscita della Valsugana, Bassano e vicinanze. Già nel 1550, quindi se pensiamo che una nave andava e tornava, insomma, i tempi sono rapidissimi, e probabilmente è la prima traccia di coltivazione che abbiamo in assoluto in Italia e forse anche in Europa. Ecco. Lì si è continuato a coltivare il tabacco fino ai giorni nostri, e anche a fare il sigaro, soprattutto diciamo, fino a un certo periodo di alcuni decenni fa. Questa tradizione si era sostanzialmente concretizzata adesso negli ultimi tempi nella produzione di tabacco per grandi società delle sigarette tipo Philip Morris. Allora, l'idea che è stata presentata da una cooperativa di aziende agricole era stata quella di dire, perché non recuperiamo questa tradizione del sigaro del Brenta? E noi siamo intervenuti in questo senso. Sono 80 aziende agricole che si sono in qualche modo cooperativizzate per questo obiettivo. Abbiamo fatto un accordo col sigaro toscano, che non è competitore, non è concorrente, per il semplice motivo che il sigaro toscano fa un sigaro diverso, il nostro è un sigaro tipo cubano. Però quello che è interessante è che è una tradizione che, se uno va a vedere, è veramente una tradizione incredibile. Probabilmente, non credo che neanche a Cuba, perché c'era il tabacco negli Stati Uniti, ma non lo coltivavano come... penso che sia una delle primissime iniziative fatte in questo settore. Ecco, allora si sta rivelando una situazione che non crediamo sia a conoscenza, come dire, della collettività. Senza andare a L'Avana, insomma... Qui in Veneto. Sì. Ecco, ora, per dire che le iniziative che abbiamo assunto sono proprio a supporto di iniziative nuovissime o di cose che sono di interesse, per dire Neuroimpulse, che le diceva prima, che fa questi chip sotto pelle, in realtà perché noi l'abbiamo finanziata? Perché la Food and Drug Administration, che è il più grosso soggetto, diciamo, la più grossa authority che abbiamo nel globo terrestre, che autorizza diciamo, questo tipo di attrezzature, o se vogliamo il settore medicamentale negli Stati Uniti, ha detto che questi chip sono commercializzabili nel mercato americano. Quindi ha fatto un vaglio, nuovamente da un'autorizzazione una volta su 100, è difficilissimo. Ecco, il fatto che l'abbia dato per noi era stato motivo di valutare con interesse questa iniziativa e dire, beh, è un'iniziativa meritevole, non avevano i soldi, li mettiamo noi a disposizione.
Molto interessante. Noi ci fermiamo un istante perché poi avremo l'ultima parte consistente in cui sviscerare proprio l'attività di Veneto Sviluppo SpA. Molto interessante da queste premesse che ci ha posto il nostro gentile nonché competente ospite. Vi chiediamo di avere ancora qualche attimo di pazienza, il tempo di alcuni consigli per gli acquisti, come diceva un nostro illustre collega. Ci rivediamo fra alcuni minuti. A tra poco. Quindi che ci riesca una piccola aziendina è un miracolo. Certo. Siamo tornati in studio per l'ultima parte di questo 7 in punto per mercoledì 15 maggio. Siamo in piacevole compagnia di Giorgio Grosso, presidente di Veneto Sviluppo SpA, una finanziaria regionale che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo economico appunto del territorio. Non a caso abbiamo parlato di economia territoriale. Ci eravamo quasi incantati ad ascoltare le storie non solo tanto storie, sono belle realtà che ci stava spiegando il dottor Grosso. In tempi di crisi, ormai è un quinquennio che viviamo la crisi, parlare di finanziamento di credito alle imprese, come dire, sembra di pronunciare quasi una parola sacrilega. Certo, allora anche qui devo fare una piccola storia su che cos'è Veneto Sviluppo e come si sta evolvendo. Ora, l'attività principale di Veneto Sviluppo, prima ho parlato delle partecipazioni, ma in realtà questa è un'attività recente. Sì. L'attività tradizionale che ancora assorbe la maggior parte delle risorse è l'attività di finanziamento, di cofinanziamento assieme alle banche. Questa è un'attività importante perché oggi impiega veramente la maggior parte delle risorse di Veneto Sviluppo. Come avviene il cofinanziamento? Noi diamo una quota di finanziamento, di solito fatto 100, ne diamo 50 a tasso zero. La banca dà l'altro 50 a un tasso convenzionato, il tasso finale è un tasso intermedio molto conveniente per l'azienda. Qual è il problema che registriamo? Che fino a qualche anno fa eravamo noi a fare un po' di attenzione, diciamo, dopo le proposte delle banche, fatte 10 proposte, noi ne accoglievamo una parte significativa, ma non tutte. Adesso accade l'opposto. Noi siamo sempre favorevoli a concedere finanziamenti, le banche non lo sono, e quindi ci restringono questa possibilità. Quali sono le motivazioni? Non è che le banche siano diventate cattive, è che le banche oggi hanno delle difficoltà oggettive. Hanno due difficoltà fondamentalmente. La prima è la raccolta e gli impieghi, cioè fatto 100 di finanziamento bisogna averli quei 100, quindi raccoglierli. Oggi c'è, e lo dice Banca d'Italia, in studi in rapporti molto recenti, c'è un differenziale di oltre il 20% nella media degli istituti nazionali, manca il 20% di raccolta. Le motivazioni sono tante, probabilmente manca gli investimenti, gli finanziamenti esteri sono più carenti, gli stessi risparmiatori italiani preferiscono il debito pubblico, investire in botte anziché diciamo, dare i soldi alle banche. E quindi tutto questo ha creato questa differenziale. Ma c'è un secondo problema che è ancora più grave. Le banche, a causa delle perdite che hanno avuto con la crisi economica, non riescono più a rispettare un rapporto che è fondamentale, sotto il quale Banca d'Italia o anche la BCE dice: guardate, tu banca non puoi più operare, o non puoi operare, devi smettere di finanziare le aziende. Ed è un rapporto tra il patrimonio della banca e gli impieghi, il patrimonio vigilante, detto tecnicamente, che è circa l'8%. Sotto questo rapporto la banca non può più finanziare. Ecco. Di fronte a queste due difficoltà, che quindi sono difficoltà oggettive, manca la raccolta e manca la capacità di tenere questo rapporto, le banche devono sospendere i finanziamenti. E quindi anche noi stiamo risentendo, a volte ci viene attribuita la colpa, ma non è così, perché noi i soldi li abbiamo fortunatamente, cioè quelli che servono per questo tipo di interventi, li mettiamo a disposizione, ma la banca non è in grado di erogarli perché deve per forza fare la valutazione di merito creditizio e erogarli assieme alla propria quota. Ecco che stiamo sviluppando, ed è l'argomento chiave di quest'anno 2013, un nuovo strumento per limitare la problematicità di questo tipo di interventi, di situazioni. Vale a dire, stiamo operando in modo molto forte, dando una priorità quasi assoluta alle garanzie. Sì. Abbiamo detto: la banca non può finanziare perché ha queste problematiche. Com'è che si può superare questo tema? Abbiamo convenuto che lo strumento più efficace sia quello delle garanzie. Sì. Però garanzie che non sono di tipo tradizionale, sono delle tipologie di garanzie nuove,
abbiamo presentato recentemente, è un qualcosa che purtroppo si deve usare una terminologia anglosassone perché è importata dal mondo anglosassone, che si chiamano tranched cover, poi magari spiego di che cosa stiamo parlando. Sono delle garanzie che hanno una caratteristica in comune, vale a dire, io fino a ieri eravamo abituati a dire, io vengo del sviluppo, ma chiunque dava una garanzia pari al valore del finanziamento. 100 del finanziamento, diceva, la banca chiedeva la garanzia per 100 più interessi, eventualmente spese, quindi 120, 130 la garanzia finale. Noi abbiamo detto no. In questo badi bene, non siamo noi che abbiamo visto come fanno in altre parti del mondo. Perché no? Abbiamo detto, tu banca devi dirmi qual è la probabilità di perdita basata sulla tua esperienza storica che hai per una certa categoria di finanziamenti, per esempio all'artigianato oppure al turismo. Tu hai il 5% di insolvenze, di problematicità, noi ti garantiamo il 5%. Ecco che dando 5 io ottengo un moltiplicatore importante perché la banca dà 100, mentre prima dovevo dare 100 perché la banca desse 100. Ecco, queste garanzie, che sono garanzie chiamate di portafoglio, poi hanno una loro particolare evoluzione. Ci sono appunto i tranched cover, consentono un ulteriore distinguo, cioè io dico, tu banca, e sono purtroppo non tante le banche che hanno questo strumento del rating riconosciuto a Banca Italia, sono pochissime, sono purtroppo in Italia solamente 3 in questo momento, più 2 che stanno dotandosi di questo rating sulle banche principali. Sei in grado di classificare le aziende in base alla rischiosità, all'affidabilità, quindi hai la categoria A, B, C, D, di solito sono 4, e poi ciascuna delle 4 ha un'ulteriore segmentazione interna. Ecco, noi abbiamo visto che la categoria, per dire la C, la D è una categoria di aziende veramente problematiche dove normalmente si va a finire in un default, in un fallimento, in un concordato. La C è una categoria dove una volta le banche finanziavano, adesso tendono, soprattutto nella C3 e C4, a non finanziare più. Perché? Perché la probabilità, cioè sono aziende ancora che hanno un prodotto, un mercato, ma non riescono più ad accedere al credito. Le banche non hanno soldi, quindi dicono io finanzio l'azienda buona, ma questa che non so se sarà così buona nel rientro, preferiscono finanziarla. Ecco, noi abbiamo detto con queste garanzie andiamo a garantire queste categorie. Chiaramente il costo della garanzia è più elevato, invece che 5 la probabilità di insolvenza sarà 10, però il nostro scopo è di arrivare a queste aziende, in modo da... c'è un grandissimo problema dietro, che è l'occupazione, che è se vogliamo, la conservazione di un sacco di tante aziende, di esperienze, che noi abbiamo la necessità di avere per garantire un futuro a questo sistema. E dobbiamo farlo, ecco. Quindi stiamo affinando questo tipo di strumenti. Non è facile perché, dicevo prima, sono poche le banche. Noi in Italia pensiamo che tutte le banche abbiano un rating, non è così. Le banche oggi capaci di usare un rating secondo quelle che sono le regole comunitarie sono solo 3. Ecco. E quindi stiamo, oltre a questo strumento, stiamo affinando altri che si basano sempre su questo concetto, non di dare singole garanzie, ma garanzie per complessi di aziende. E andando a capire qual è la probabilità statistica che presenta, diciamo, la situazione di eventuale insolvibilità, eccetera, di inesiggibilità di queste aziende. Quindi stiamo ricorrendo a questo strumento. Questo riteniamo, e già lo stiamo riscontrando, che possa essere un grandissimo supporto per le stesse banche, perché le banche a questo punto eliminano quello che era il problema di partenza e quindi riescono a procedere in una finanziabilità delle imprese che altrimenti non potrebbero avere. Beh, è diciamo, uno strumento fondamentale, tanto più di questi tempi. Dottor Grosso, a proposito di crisi, a proposito di momento delicato, difficile, recentemente, nell'assemblea che si è tenuta ai primi di maggio, c'è stata la presentazione dei risultati dell'esercizio 2012. C'è stata una perdita di esercizio significativa, cioè una cifra che è di 8 milioni, no? Se non andiamo errati. Ecco, come spiegare questa cifra? Sì, allora, innanzitutto faccio questa preliminare distinzione. Noi abbiamo un patrimonio nostro che è di 125 milioni e poi invece gestiamo fondi che sono per numeri molto più importanti, che sono fondi regionali. Io quello che ho trattato finora sono i fondi regionali, che sono l'area principale che riguarda l'80% dei nostri interventi, che però non si riflette nei nostri bilanci, nel nostro bilancio interno, si riflette nei bilanci regionali. Ecco, possiamo dire innanzitutto che nella gestione dei fondi regionali non abbiamo perdite. Prima parlavo dei finanziamenti, non abbiamo perdite, è una cosa abbastanza rara questa, nel 2013, nel 2012 non abbiamo avuto situazioni di perdita.
L'abbiamo avuta invece nel nostro bilancio. E, peraltro, faccio una precisazione, il consiglio di amministrazione che io presiedo e io stesso siamo stati nominati a luglio dell'anno scorso. La direzione generale, il direttore generale è stato nominato a gennaio di quest'anno, è stato assunto, e un vice direttore è stato assunto a novembre dell'anno scorso. Ecco, la nostra prima volontà era quella di dire, vediamo visto che siamo nuovi, vediamo di fare una pulizia davvero radicale su tutto ciò che riguarda il passato. Sì. Non è una colpa, penso sia anche giusto farlo. E già quando siamo entrati abbiamo detto, attenzione, dovendo fare una semestrale, questo per le norme che abbiamo con la Regione Veneto, ma anche per le regole che abbiamo con Banca d'Italia, abbiamo fatto una semestrale al 30 giugno. Questa semestrale evidenziava già una perdita di 7,5 milioni, che abbiamo comunicato formalmente, attenzione che questa perdita è stata fatta prima del nostro arrivo. Sì. Ma non era questo, cioè non è solo questo il tema, cioè volevamo fare chiarezza perché poi ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Quello che è vero è che da che cosa viene originata questa perdita? Dal fatto che una partecipazione, la principale, ha determinato perdite nel bilancio, abbiamo ritenuto di doverla, cioè tutte le attività attinenti a questa partecipazione, abbiamo ritenuto di svalutarle, perché era una partecipazione, mi chiedo scusa, che abbiamo assunto nel 2008, sì. Quando nel settore immobiliare delle infrastrutture autostradali, quando non c'erano ancora problemi come oggi, allora, si pensava che fosse tutto sommato molto conveniente e utile fare quel tipo di investimenti. Veneto Sviluppo è entrato inizialmente con 4,5 milioni nel capitale, poi ha sottoscritto un prestito obbligazionario del 2010 che era un po' una conseguenza per 5 milioni. La crisi è stata però talmente forte che la società oggi ha proposto un piano di ristrutturazione. Di fronte a questo abbiamo detto, la probabilità, dato che poi nel settore immobiliare non abbiamo una prospettiva di recupero della situazione in termini concreti, abbiamo detto prudentemente è preferibile che queste attività vengano svalutate. Abbiamo quindi registrato una perdita di 10 milioni che poi, tenuto conto di altre voci, si trasforma in bilancio con 8 milioni di perdita. E questo ha determinato il risultato purtroppo non positivo, direi piuttosto negativo del 2012, chiedo scusa. Ecco, poi non sto a complicarle perché noi facciamo il bilancio secondo i principi internazionali. Cioè? I principi internazionali richiedono una particolare prudenza, a differenza anche i principi nazionali, però impostano, cioè se noi avessimo fatto in pratica il bilancio secondo i principi nazionali, la perdita non sarebbe stata di 8 milioni ma di 4,6. Ma questo non è che sia 4,6 comunque una grande perdita. Perché sarebbe stata di 4,6? Perché alcune cose positive, per esempio una partecipazione è stata data risultati particolarmente positivi, è quella di Venezia Termini Passeggeri, sì. Abbiamo una positività di oltre 2 milioni, non l'abbiamo riflessa nel conto economico perché ancora i principi internazionali dicono dovete stare prudenti quando si parla di cose positive, dovete invece contabilizzare subito e con precisione quelle negative, ecco, che in un bilancio fatto diversamente quei 2 milioni e 100 peraltro sarebbero diventati una minor perdita, un fatto positivo, però insomma queste sono le regole, quindi non ci vogliamo nascondere dietro a nessuno. Senta, una voce importante della vostra attività riguarda i fondi di rotazione regionali, vogliamo ricordare? Sì, guardi, io qui ho anche qualche dato, no? I fondi di rotazione, voglio dare qualche dato, ed è una delle parti principali, cioè, prima le parlavo genericamente di cofinanziamenti, in realtà sono questi fondi di rotazione. Sì. Ora, noi, e dicevo, su quest'area abbiamo risultati piuttosto positivi, anche se abbiamo visto che nel 2012 c'è stata una diminuzione delle richieste, perché probabilmente tante aziende non avevano più neppure la forza di chiedere i soldi. Riscontriamo però recentemente, soprattutto nei primi trimestri di quest'anno, una invece ripresa di richieste. Siamo anche, peraltro, a fronte di un fondo particolare che si chiama Fondo Anticrisi, quindi sintomatico che abbiamo costituito questo fondo l'anno scorso e c'è una corsa. Oggi una buona parte dell'attività si estrinseca su questo tipo di contesto, che è il Fondo Anticrisi. Però volevo darle alcuni dati. Noi, così per dare anche una dimensione di Veneto Sviluppo di come operiamo, nello scorso anno, 2012, abbiamo accolto ed erogato finanziamenti a 1.700 imprese, per la verità 1.753, con un incremento del 5,5% sull'anno precedente. Se vado a vedere
i 3 anni ultimi abbiamo accolto e erogato fondi di questo tipo a 5.000 imprese, 5.158. Ci scusi, c'è anche una distribuzione territoriale di queste aziende, orientativamente, non è che le chiediamo 2.500, 150, 180, insomma c'è un'area... Sì, guardi, allora, le dico però riferito agli ultimi 3 anni, perché negli ultimi 3 anni noi abbiamo erogato la nostra quota 670 milioni di finanziamenti. Sì. Se posso dire, adesso qui non ho le percentuali, ma si possono ricavare facilmente, le province che hanno maggiormente beneficiato di questi finanziamenti sono Vicenza, che su 670 ne ha avuti 214, Treviso, che ne ha avuti 138, quindi siamo molto sotto rispetto a Vicenza, e Padova, che ne ha avuti 103, quindi meno della metà di Vicenza. Quindi abbiamo visto che dipende molto la capacità di accedere a questi finanziamenti un po' dalla conoscenza che si forma nel territorio su questi strumenti agevolativi. Abbiamo visto che in provincia di Vicenza sia le banche, alcune banche, che anche i confidi, consorzi fidi delle categorie, sono molto attivi nel chiederci soldi e noi glieli diamo anche volentieri. Dobbiamo dire purtroppo, per dirle, che Padova non ha questo tipo di attivismo, di presenza, no? E questo però speriamo che si rimedi, perché faccio presente che appunto i fondi noi oggi ne abbiamo anche, quindi siamo ben contenti che, peraltro i fondi rotativi significa che mettiamo durino 5 anni di finanziamenti, significa che io ogni anno recupero un quinto del finanziamento concesso l'anno precedente, quindi ho continuamente fondi a disposizione. È chiaro che gradiremo molto che questi fondi fossero distribuiti in modo molto equo nel territorio. Abbiamo oggi effettivamente una prevalenza netta di Vicenza, poi le dico, per dirle, Verona addirittura 80 milioni, quindi è meno ancora di Padova. Vicenza obiettivamente è quella che oggi sentiamo più presente. Sì, sono dati Treviso. Che fanno un po' specie, perché nel triangolo produttivo, insomma, c'è un asse privilegiato che è quello centrale del Veneto, ma insomma Vicenza, Treviso e Padova erano un po' i termini, insomma, i vertici di questo triangolo produttivo, insomma, per eccellenza del nostro territorio, considerando invece un po' le Cenerentole, Belluno e Rovigo, insomma anche Venezia. Ecco, Venezia non figura. No, Venezia è come Verona, ha 80 milioni, ma ripeto i numeri, su 670 abbiamo 215 Vicenza, 140 Treviso e scendiamo a 100 per Padova e a 80 per Verona e Venezia. Quindi è molto drastico, cioè se uno si rapporta alla quantità di aziende, il numero di abitanti, queste province, che le dicevo, escluso Rovigo, escluso Belluno, sono molto equivalenti come numero di abitanti, come forse Vicenza un po' più aziende, ma non ci sono sproporzioni come queste che poi vengono diciamo, a concretizzarsi su questi finanziamenti. Abbiamo visto che funziona purtroppo ancora un po' a macchia di leopardo. Chi è più sensibile, chi ha più conoscenza, utilizza di più questi mezzi. Ecco, dottor Grosso, dal suo punto di vista, cioè la sua valutazione a proposito di quella che lei stesso definisce conoscenza di questi strumenti finanziari, cioè da cosa dipende? Chiamiamola molto virgolettata, da una mancanza da parte vostra di riuscire diciamo, ad avere maggiore visibilità nel territorio, o deve partire da parte delle aziende, del tessuto produttivo, come dire, una certa intraprendenza anche dal punto di vista conoscitivo, di informazione a proposito di quelli che possono essere gli strumenti creditizi, insomma, disponibili, tanto più in un momento in cui la parola credito sembra quasi abolita dal vocabolario. Certo, io penso che siano entrambe le cose da lei dette, vale a dire e stiamo cercando di porvi rimedio comunque, perché abbiamo infittito moltissimo convegni, riunioni con associazioni di categoria, con banche, sono abbastanza quasi quotidiani in questi ultimi tempi, e anche stiamo mettendo a punto proprio con le banche e con i confidi un modo di comunicare, vale a dire, e questo lo vedremo adesso, le dicevo prima, il tema delle garanzie sarà il primo a trovare concretezza su questo, cioè abbiamo chiesto alle filiali, a tutte le banche, di esporre nei propri filiali dei tableau, delle indicazioni per dire Veneto Sviluppo che tipo di intervento può fare. Abbiamo chiesto anche alle banche, ma questo giusto per dirle, Veneto Sviluppo dall'anno scorso, da luglio, da quando si è formato il nuovo consiglio, ha inserito nel proprio consiglio di amministrazione i vertici delle banche che abbiamo come banche socie.
Questo perché? Perché anche noi abbiamo capito che bisogna avere soggetti capaci di trasferire alla struttura con forza questo tipo di conoscenze, quindi imporle al limite alla struttura, perché poi la struttura deve essere al servizio delle aziende. E abbiamo visto che questo comincia a dare risultati, e anche siamo contenti che questo stia accadendo e quindi siamo anche fiduciosi su questo. Bene, insomma, con queste considerazioni incoraggianti sotto diversi punti di vista, noi chiudiamo la nostra piacevole chiacchierata. Il tempo è veramente volato anche per l'interesse dell'esposizione del nostro ospite, insomma, che ci ha illustrato una realtà che forse appunto non è così a conoscenza del territorio come dovrebbe essere. Per questo ringraziamo il dottor Giorgio Grosso, presidente di Veneto Sviluppo SPA, al quale inevitabilmente auguriamo un in bocca al lupo anche per la sua nomina di fresca data, e quindi buon lavoro a lei e a chi lavora con lei. Grazie. Grazie al nostro ospite, grazie a voi per averci seguito. Come di consueto gli appuntamenti in diretta di TG7 a partire dalle 12:40 circa di oggi. Domani torna 7 in punto. Da parte di chi vi parla e da tutti coloro che realizzano questa trasmissione l'augurio di una felice giornata. Arrivederci.